Tra 3 anni esatte iniziano le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Varese è pronta perché siamo qui a dimostrarlo. Il palazzetto del ghiaccio è un gioiello, è una struttura all'avanguardia in Italia e in Europa sotto più punti di vista, e quindi mentre Varese possiamo dire che è pronta, la Lombardia non lo è. Non lo è perché per stessa ammissione di Salvini si è in ritardo nella realizzazione di tutta una serie di opere che saranno indispensabili per l'evento olimpico, e c'è preoccupazione da parte degli investitori. Non possiamo perdere questa che è un'occasione fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, della nostra regione, sia in ambito turistico che appunto in ambito economico, e quindi noi riteniamo che questo dimostri ancora una volta, ancora di più, la necessità di un cambio all'interno della guida della Regione Lombardia.